Seconda corsa, una prova sul doppio chilometro per femmine di 3 anni che non abbiano vinto 6.000 euro in carriera. Sono in 9 dietro le ali della macchina, l'1 Iside PRT, Edoardo Baccalini, 2 Isolde Gad, Maurizio Visco, 3 Infinity Gar, Gennaro Riccio, 4 Ilenia ZS, Manuel Pistone, 5 Highland degli Ulivi, Giuseppe De Filippis, 6 Indica Jet, Vincenzo Luongo. In seconda fila 7 Irma Jump, VP dell'Annunziata, 8 Ibra Fabi, Antonio Di Nardo, 9 Iris Mail, Andrea Guzzinati. Partite. È veloce Ilenia ZS che prende la testa nei confronti di Infinity Gar, poi all'esterno Indica Jet che prova a puntare in avanti mentre ha sbagliato Highland degli Ulivi. Ilenia ZS in vantaggio sulla numero prima curva, 5 Indica Highland Jet che degli Ulivi squalificato. Va a chiedere strada alla leader e probabilmente otterrà il via libera dopo 200 metri in 15,7, così in vantaggio Indica Jet. Passaggio sotto alle tribune, Indica Jet in vantaggio su Ilenia ZS, poi Infinity Gar in terza posizione. Allo scoperto c'è Iris Mail che progredisce con gradualità, poi alle sue spalle Ibra Fabi che precede Irma Jump, in coda Isolde Gad. 600 iniziali in 46,7 per la leader Indica Jet che continua in vantaggio con una lunghezza e mezza nei confronti di Ilenia ZS, poi Infinity Gar. Iris Mail sempre allo scoperto rimane in quarta-quinta posizione al lato di Iside PRT, per il momento non progredisce, rimane lì e tiene così indietro tutto il terreno esterno con Ibra Fabi sempre in seconda pariglia. Il chilometro iniziale in 1:17,3 per la leader Indica Jet che continua a moderare il ritmo e indisturbata viene a 800 dalla conclusione. 15 anche sotto alle tribune, 1:32,3 i primi 1.200 di gara, Indica Jet in vantaggio nei confronti di Ilenia ZS e Infinity Gar, poi Iris Mail e Ibra Fabi che inizia a muovere in terza corsia perché Iris Mail non la sta portando da nessuna parte, a 600 dal palo. Indica Jet in vantaggio, Ibra Fabi che avanza in terza ruota, raggiunge Infinity Gar e cerca di portarsi sulla testa della corsa. La leader però ha fatto tutto con molta gradualità e ora ovviamente accelera. 14,3 la retta di là, 2:1,7 il miglio di gara, con in vantaggio Indica Jet nei confronti di Ilenia ZS e Ibra Fabi. È in fuga Indica Jet all'imbocco addirittura arrivo nei confronti del resto della truppa. Indica Jet che se ne va per fatti propri. Indica Jet che vince come vuole nei confronti di Ibra Fabi, mentre al terzo posto finisce Infinity Gar. Tutto facile per Indica Jet, Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Micales per la vittoria della figlia di Twister B e Uptown Kronos, che in percorso di testa vince come vuole. Ibra Fabi è seconda, Infinity Gar terza.